botte e umiliazioni ai bambini da 5 a 10 anni per studiare il Corano, blitz nel centro islamico a Padova, arrestato imam 23enne del Bangladesh. Shock e polemiche in città, il giovane veniva dalla provincia di Treviso, era arrivato da pochi mesi, la comunità del Bangladesh di Padova sembrava una brava persona. Tempesta Vaia, presentati oggi in Regione i prossimi interventi con i 2 cantieri simbolo della ricostruzione ai serrai di Sottoguda e al lago di Alleghe. Nella manovra del governo il disegno di legge sull'autonomia ha definito progetto strategico, Zaia buon segnale, ma io aspetto che ci presentino una bozza di intesa. Cervo si perde, finisce in un negozio in centro Cortina, panico e sorpresa, l'animale narcotizzato è rimesso in libertà nei boschi. In giro anche nelle ore serali per fare da sentinella contro il degrado, il 90enne sceriffo Gentilini continua a sorprendere e continua a lanciare frecciate a Salvini. Una cartolina ricordo della Giornata Nazionale degli Alpini di Bassano, spedita nel 2008, è arrivata solo quest'anno, l'incredibile vicenda raccontata ai nostri microfoni dai protagonisti. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca con la notizia che arriva da Padova dell'arresto di un imam, botte e umiliazioni, così erano costretti a studiare il Corano i bambini bengalesi che frequentavano la scuola dell'imam arrestato stamane a Padova dopo un blitz in moschea. Vediamo. Violenze fisiche ma anche pressioni psicologiche, pugni in testa, minacce, umiliazioni nei confronti di quei bambini piccoli che gli venivano affidati per le ore di religione islamica. Si faceva chiamare il maestro, il 23enne imam originario del Bangladesh arrestato dalla Digos di Padova nel quartiere Arcella. Le violenze fisiche e psicologiche nei confronti dei piccoli alunni si sarebbero consumate dietro a quelle finestre del centro culturale islamico, punto di riferimento della comunità del Bangladesh. I 20 bambini dovevano stare fermi anche per 3-4 ore consecutive, recitare le sure del Corano a memoria. Ad ogni piccolo movimento o errore scattava la violenza. In più occasioni erano stati colpiti dal lancio di un grosso pennarello. Uno stato di terrore e ansia che li accompagnava durante le lezioni quotidiane nel centro islamico di via Jacopo da Montagnana. Le indagini sono partite dalle confidenze fatte da un piccolo alunno dell'imam alla sua insegnante delle elementari a settembre, all'inizio dell'anno scolastico. Un bambino, parlando con un suo coetaneo poco dopo aver ricevuto uno schiaffo in italiano, gli dice: ma perché non lo denunci alla questura? E noi siamo intervenuti. Una situazione che è stata smascherata dai poliziotti anche grazie alle informazioni fornite dalla comunità islamica. Qualcuno aveva notato quanto erano costretti a subire i bambini, il più piccolo appena 4 anni, il più grande di 10. In poco tempo sono state raccolte le prove, documentate anche da immagini. Ora le indagini proseguono per capire se le famiglie fossero a conoscenza dei metodi di insegnamento dell'imam e i contenuti delle sue lezioni. È evidente che associare l'uso della violenza all'insegnamento di una fede avrebbe potuto nel tempo determinare dei rischi di una cattiva assimilazione alla religione islamica. Hossein Shahadat, questo è il nome dell'imam arrestato, era arrivato a Padova ad agosto. Prima però aveva avuto contatti e frequentazioni anche con la scuola coranica di Pieve di Soligo nel Trevigiano, già finita a luglio in altre indagini per maltrattamenti sempre nei confronti di minori. Sorpresa nella comunità bengalese di Padova dopo la notizia appunto dell'arresto dell'imam. Sentiamo. No, io non conosco. Conoscevi? No, io non conosco, scusa, io non conosco. Questo imam solo 2 mesi fa. Io sapere questo bravo persona. Ma com'era? Era buono lui? Sì, buono lui. 2 mesi prima è venuta qua. L'andirivieni quotidiano di fedeli, donne e bambini non si ferma in via Jacopo da Montagnana al centro culturale islamico, però nessuno sembra sapere di quello che accadeva. Tutti considerano il nuovo imam arrivato da Treviso una brava persona, ci dicono. La comunità bengalese lo aveva accolto ad agosto, gli aveva dato un lavoro, gli aveva affidati i bambini per le lezioni di Corano e ora la stessa comunità fa quadrato attorno al maestro. Che non può essere da parte da lui perché lui sarà poco tempo qui. Sarà più o meno 2 mesi, 2 mesi e mezzo sarà qui. Dopo ho chiesto da dove è arrivato, l'ho detto è arrivato da Treviso, lui abitava a Treviso, lavorava a conto suo. Poi quando è arrivato qua ha chiesto, abbiamo dato un lavoro qui, diciamo.
Anche il figlio di Selim Shah, rappresentante della comunità e un tempo membro della consulta stranieri istituita dal comune di Padova, andava a lezione dall'imam arrestato. Perché mio figlio ogni tanto chiedo che come si vanno, come si trattano, perché non è una nostra responsabilità per capire come si vanno andando avanti. Poi mio figlio ha detto che questo maestro è più migliore degli altri. Per quello la parola sua la tengo anche. Prima da lui aveva un altro insegnante che faceva maltrattamento, però non è schiaffa, non è che faceva la scalcio, non può essere questo coso, però abbiamo eliminato questo ragazzo che studiava là. Intanto la vicenda dell'imam bengalese arrestato a Padova ha scatenato anche la politica. Il sindaco Sergio Giordano applaude l'operazione della questura. I bambini non si toccano e questo lavoro intelligente delle istituzioni per circoscrivere e reprimere fenomeni inaccettabili è il primo pilastro di una positiva integrazione per la quale tutti dobbiamo lavorare, scrive in una nota il primo cittadino. Il senatore padovano della Lega Andrea Stellari invece chiede che sia avviato un controllo su tutti i centri islamici presenti sul nostro territorio e la chiusura immediata della moschea di via Jacopo da Montagnana. Ed una riflessione sulle violenze messe in atto dall'imam all'interno del Centro Culturale Islamico di Padova viene fatta dal docente dell'Università di Padova e sociologo esperto di Islam Stefano Allevi, che spiega il contesto culturale in cui avvengono. Sentiamo. Rispecchiano molto questi metodi quelli dei paesi d'origine, molto banalmente, anche a livello di istruzione delle persone che arrivano, perché anche nei paesi d'origine non è la stessa cosa nelle campagne, nelle città, nelle madrase, nelle scuole coraniche tradizionali. Sì, effettivamente si insegna il Corano un po' a bacchettate sulle dita, in qualche modo se non rispondi correttamente vieni punito anche con punizioni corporali o pressioni d'altro genere, cose che facevano parte appunto della pedagogia del passato per quel che riguarda noi, che oggi non ne fanno più parte, che sono stigmatizzate, anzi in alcuni casi sono propriamente reato. Per il professore Allievi far emergere fenomeni gravi come quello avvenuto all'interno della moschea padovana è fondamentale l'integrazione delle nuove generazioni. I bambini nati nel nostro paese fin dalla tenera età entrano in contatto con metodi pedagogici differenti e quindi sono più sensibili a denunciare eventuali condotte violente dei loro insegnanti di Corano. Perché i bambini vanno sia nelle scuole coraniche che nelle scuole normali che nel fare catechismo cattolico, per cui notano le somiglianze e le differenze e si accorgono che il metodo pedagogico che viene utilizzato, che sono nelle nostre scuole elementari, è evidentemente molto diverso e peraltro più efficace di quello di chi bacchetta sulle dita le persone, per cui molti semplicemente, la gran maggioranza, si adegua a questi metodi perché li vive, perché li sperimenta, perché ormai è formato, educato qui. Ci sono quelli che invece non lo fanno e giustamente vengono, uno, denunciati perché i bambini se ne accorgono e non accettano, due, anche stigmatizzati in qualche modo. La comunità, se non l'ha imparato prima, lo impara adesso, che non si insegna così. Cambiamo argomento. La montagna veneta devastata dalla tempesta Vaia. Sono stati presentati oggi in regione i prossimi interventi con l'apertura dei due cantieri simbolo della ricostruzione ai serrai di Sottoguda e al lago di Alleghe. Abbiamo investito e messo a cantiere i 377 milioni della prima tranche, una delle tre che lo Stato ci ha dato per ristorare i danni. Poi ci sono due grandi opere, il lago di Alleghe e i serrai di Sottoguda, che li faremo più belli di prima. Sono i due interventi simbolo del post Vaia, 8 milioni di euro per il lago di Alleghe, 8 milioni 700 mila euro per i serrai di Sottoguda distrutti dalla tempesta di quasi un anno fa. Il Veneto è partito con la ricostruzione, 1746 le opere a cantiere ed ora si è pronti per avviare i due interventi simbolo. Il lago di Alleghe, parliamo, ripeto, di 500.000 metri cubi di materiale che deve essere rimosso, e quindi vuol dire montagne di terreno, di arbusti, di ghiaia, insomma, di tutto quello che la natura ha voluto far scendere a valle. Si procederà con il ripristino morfologico del lago e del cordevole, ricostruendo la pista ciclabile e consolidando la sponda destra del torrente, chiusura lavori entro il 2022. Sui serrai vuol dire un ambiente che, da come lo conoscevamo prima, con la sua strada, i suoi percorsi, la capacità di poter fare bicicletta, il trenino che passava, l'ice climb, eccetera,
niente, zero, è tutto sparito. Per sistemare tanta devastazione servono quasi 9 milioni di euro, le opere verranno appaltate nel 2020 ma i primi lavori sono già partiti. Entro il prossimo mese si entrerà fino alla Madonnina, che è una grotta molto particolare all'entrata dei serrai, quindi i primi 200 metri saranno di nuovo percorribili. Questo è stato per dare un segnale che si sta lavorando e per far andare anche il turista a vedere che cosa è successo un po' più da vicino. Di certo non è cosa semplice considerando la devastazione senza precedenti causata da Vaia sulla montagna veneta, ma il governatore assicura. Direi che già a fine 2020 iniziamo a vedere l'80% delle opere già sistemate. La tabella di marcia è stata rispettata, ribadisce l'assessore Bottaccin. Sento che tante regioni stanno chiedendo proroghe, pur avendo avuto molti meno danni rispetto a noi e avendo quindi meno soldi da impegnare, noi ci siamo riusciti e questo ancora una volta fa capire che il Veneto l'autonomia se la merita fino in fondo. E alla luce delle previsioni meteo che indicano l'arrivo di una perturbazione sul Veneto, il centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso poco fa un avviso dichiarando lo stato di attenzione per criticità idrogeologica su tutto il territorio, valevole a partire dalla mezzanotte di oggi fino alle 24 di domani. Lo stato d'attenzione rinforzata è dichiarato nell'area della frana nel comune bellunese di Borca di Cadore. In particolare domani, mercoledì 2, prevarrà un cielo molto nuvoloso, salvo qualche schiarita più significativa da nord-ovest verso fine giornata. Sto lavorando in attesa di un segnale dal governo, ma soprattutto la bozza di intesa, lo dice sull'autonomia il presidente del Veneto Zaia, che riconosce però i segnali d'apertura che iniziano ad arrivare da Roma, a partire dal disegno di legge collegato alla finanziaria che la indica come progetto strategico. A più di 700 giorni dal referendum, l'autonomia in Veneto non è ancora arrivata, ma nonostante le difficoltà, passi avanti se ne sono fatti parecchi, ricorda Zaia, a partire dal fatto che l'autonomia occupa oramai stabilmente un posto di rilievo tra i temi politici più dibattuti a livello nazionale e adesso anche nell'agenda del governo, se è vero che tra i 23 disegni di legge collegati alla manovra finanziaria ce n'è anche uno sull'autonomia differenziata. È la volontà di dire da parte di chi ci governa che l'autonomia la considerano comunque una priorità, nel senso che non se la sono dimenticata. Ovvio che questa è la cornice di un quadro che ancora deve essere definito e soprattutto ci aspettiamo dal governo che ci presenti una bozza di intesa, cioè capire qual è l'idea di autonomia per il governo. È un buon segnale comunque. Ma guardi, io di buoni segnali ne ho visti tanti in questi anni e direi che noi siamo chiamati a guardare i fatti. Il fatto è avere una bozza d'intesa e cominciare a discutere per la firma di questa intesa. Segnali di apertura comunque non mancano se si considera che a poco tempo dalla nomina il ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia ha visitato per primo il Veneto e ha recentemente affermato che l'autonomia farebbe bene anche e soprattutto alle regioni del sud. Dice quello che io sto dicendo da anni, l'autonomia non è la secessione dei ricchi, non è voler dar vita a un paese di serie A o di serie B. L'autonomia è una vera assunzione di responsabilità in un paese nel quale l'evasione fiscale vale 110 miliardi di euro e lo spreco nella pubblica amministrazione 200 miliardi. Se tu vuoi recuperare 200 miliardi devi portare l'autonomia. Le parole del ministro Boccia appaiono un buon viatico, visto che spesso le resistenze all'autonomia sono o erano dettate dal timore di creare scompensi in un territorio nazionale che tale deve rimanere, seppur in un ambito fortemente federale, come ribadito a Trieste dal presidente della Camera Roberto Fico. L'autonomia è scritta e descritta nella nostra Costituzione, il punto è che deve essere un'autonomia che aumenta la qualità, fa sviluppare in modo migliore i territori, che non sia un'autonomia che divide il paese, è tutto lì, quindi sia un'autonomia che unisce il paese ma non che divide il paese e dove i servizi siano di alta qualità per tutti e non ci siano regioni di serie A o di serie B. Sorpresa e panico questa mattina in un negozio di abbigliamento in centro a Cortina alla vista di un grosso esemplare di cervo tra vestiti e manichini. Vediamo. Sarà che ho le maglie con i disegni con i cervi, forse era tratto da quello.
Giovanna Strazza K sorride e ci scherza su. Fortunatamente quanto accaduto questa mattina nel suo negozio in centro a Cortina è finito nel modo migliore, sia per le persone presenti sia per il grosso esemplare di cervo che ha trovato riparo tra gli abiti vintage della sua attività. Il tutto inizia all'orario di apertura quando la titolare riceve una chiamata. Mi ha telefonato la mia commessa e mi dice: guarda, sai cosa è successo? La donna, ho detto: cosa è successo? Lì è entrato in cervo in negozio. Una telefonata a dir poco surreale, quella intercorsa tra la signora Giovanna e la sua commessa, che questa mattina, come di consueto, ha aperto l'attività e poi uscita solo per alcuni istanti, senza però chiudere la porta, ignara di quanto sarebbe successo da lì a pochi secondi. Era andata a tirare la saracinesca per dar luce alle vetrine, è tornata indietro, il ragazzo gli ha detto: non entrare Veronica, perché non entrare. E gli fa: ma che scherzo mi stai facendo? Fa: come, non entro nel negozio? No, non entrare perché è entrato un cervo. Ed eccolo il protagonista di questa rocambolesca mattinata, un cervo di 4-5 anni con il capo ricoperto da foglie d'edera, che probabilmente ha trascinato con sé durante la fuga, immortalato in alcuni scatti tra gli stender con gli abiti appesi. La commessa spaventata ha atteso l'arrivo delle forze dell'ordine insieme ai veterinari dell'ULSS. In negozio è arrivata poco dopo anche la titolare, che ha cercato di tranquillizzare la ragazza. Ho detto: non preoccupati, insomma, c'è un fidanzato nuovo. L'area è stata transennata in attesa di decidere quale fosse la soluzione migliore, visto che l'animale ferito era molto spaventato. Dopo vari tentativi è stato deciso di narcotizzare il cervo e riportarlo nel bosco. È possibile che l'esemplare abbia perso l'orientamento, considerando che questo è il periodo degli amori. Io ero preoccupata per l'animale, insomma, che non si spaventasse. Ho detto che prendetevi pure tutto il tempo che volete, l'importante è, insomma, che l'animale ne esca nel meglio possibile, non interessa che rimanga chiuso un negozio un giorno o 2 giorni. È un vulcano di idee e di propositi Giancarlo Gentilini. L'ex sindaco di Treviso ha un legame particolare con la sua amata città, l'ultima trovata, ronda notturna contro il degrado. Vediamo. Lei di notte fa le ronde qui in città? No, io continuo quello che ho sempre fatto, la presenza col mio popolo di giorno e di notte. Guardo, vedo e poi riferisco al mio assessore Zampese, al vice sindaco e al sindaco. Ce n'è bisogno? Sì, ce n'è bisogno, perché 5 anni di lassismo bolscevico mi hanno distrutto la città dal punto di vista della sicurezza. Lo sceriffo Giancarlo Gentilini passa dunque a dare un consiglio anche all'amministrazione comunale di Treviso ed in particolare al sindaco Mario Conte, con una speranza. Io spero che Mario Conte segua il mio Vangelo, che è quello di rispondere alle necessità dei cittadini, in primis, prima la salute e poi la sicurezza. Non tarda ad arrivare poi la stoccata a Salvini per l'ex sindaco responsabile della caduta del governo giallo-verde. Io ho detto a Salvini che hai fatto un autogol, hai fatto un atto che non doveva essere fatto e quindi devi rimetterti in panchina, rifare un esame di coscienza. Infine Gentilini si rivolge anche al presidente della regione Luca Zaia e alla Lega per la tanto agognata autonomia del Veneto. L'autonomia del Veneto è difficile raggiungerla con l'estensione della Lega a partito nazionale. Ecco, io vorrei dire, l'ho detto anche a Luca Zaia, come potevi pretendere l'autonomia da parte di una Lega che aveva abbandonato il Nord e aveva abbracciato tutta l'Italia. I timori per i danni ad un sottopassaggio ferroviario provocati da un autotreno che questa mattina si è incastrato al suo interno hanno costretto la polizia ferroviaria ad interrompere per circa un'ora la normale circolazione dei treni sulla linea Treviso-Conegliano. L'episodio è venuto intorno all'1 a Santa Lucia di Piave. A provocare il disagio è stato il conducente di un mezzo pesante, il quale, calcolando male l'altezza del varco, ha portato il camion a bloccarsi dopo aver urtato con violenza la struttura in
Mattoni e Calcestruzzo. Dopo aver verificato la stabilità del manufatto ed estratto il camion dal sottopasso, i vigili del fuoco ed i tecnici ferroviari hanno dato il via libera alla normale circolazione dei convogli dopo un'ora. E ci fermiamo ora per la pubblicità. Linea alla regia. A tra poco. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Ora una vicenda davvero incredibile, una cartolina a ricordo della Donata Nazionale degli Alpini del 2008, spedita appunto in quell'anno, che è arrivata solo ora. A raccontarci la vicenda un nostro telespettatore, sentiamo. Definirlo ritardo sarebbe un eufemismo. 11 anni, 4 mesi e 14 giorni sono tanti per il recapito di una cartolina da Bassano all'Oltrepò pavese. Eppure succede anche questo. Era il maggio 2008 quando ci fu la mitica Donata Nazionale degli Alpini a Bassano del Grappa, un evento per la città e per tutte le penne nere che la nostra emittente, ricorderete, ha ripreso in diretta integrale, come sempre d'altro canto, portando nelle vostre case tutte le emozioni dell'evento. Quelle emozioni che i due alpini bassanesi doc, Rino Lunardon e Danilo Dal Monte, a suo tempo vollero condividere con un loro carissimo amico, uno chef di Fortunago in provincia di Pavia, e il 12 maggio 2008 gli inviarono la cartolina ricordo che state vedendo. Bello! Se non fosse che qualche giorno fa Rino Lunardon ha ricevuto una telefonata proprio dal suo amico lombardo. Ha chiamato un nostro amico ringraziandolo della cartolina. Grazie della cartolina, però era ancora del 2008. Quando era... Quella cartolina ci ha impiegato 11 anni ad arrivare a Pavia. Penso di sì, perché è arrivata la telefonata venerdì scorso. Rino Lunardon si commuove perché tra le firme su quella cartolina ci sono anche quelle di 2 persone a lui molto care, che in questi anni sono andate avanti usando una frase alpina. Difatti mio fratello e il mio cognato non c'è più. E avevano fatto la firma anche loro? Anche la firma l'hanno fatta anche loro, sì. C'è nella cartolina anche le sue firme. Tanti ricordi che sono riaffiorati dopo quella telefonata. Mi ha fatto piacere sentire i miei amici che hanno telefonato, ma però la sorpresa è stata questa. Senta, ma si è capito cosa potrebbe essere successo? Partita da Padova e dopo è arrivata, a Padova è stata ferma fino al 2016 mi sembra. E dopo adesso è arrivata a Pavia. Tra le firme anche quella di Danilo Dal Monte, amico da sempre di Lunardon. Cosa ha provato sapendo che soltanto l'altro giorno è arrivata? Ma stamattina quando mi ha telefonato l'amico qua, Rino Lunardon, dico, questo qua le devo menarmi in giro. E invece no, è vero, dice guarda che quelli mi ha telefonato Danilo così che è una cosa. Siamo rimasti di stucco, però conoscendo il comportamento delle poste non mi sono meravigliato più di tanto. E tocca quel saluto, quel ciao a presto, sapendo che è arrivato 11 anni dopo. Ancora adesso tanta emozione. Apre oggi a Vicenza, nell'atrio dell'università, la mostra fotografica dedicata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Due ombre grigie, sfumate nei ricordi, profili noti, quelli dei magistrati simbolo della lotta alla mafia Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. I loro volti e la loro storia sono i protagonisti della mostra fotografica curata dal Ministero dell'Istruzione e dell'ANSA fino al 18 ottobre, ospitata all'Università di Vicenza. Le immagini del padre sullo sfondo è Fiammetta Borsellino, figlia di Paolo, a raccontare il significato del progetto. È importante perché, come diceva mio padre, la vera lotta alla mafia consiste in quel cambiamento culturale e morale che deve coinvolgere le nuove generazioni, perché soltanto quando le nuove generazioni le negheranno il consenso la mafia verrà definitivamente sconfitta.
1986 nel carcere di Palermo si apre il maxi processo alla mafia, 475 imputati. 1992, il 23 maggio muore Giovanni Falcone, il 19 luglio un'autobomba in via D'Amelio a Palermo uccide anche Paolo Borsellino. L'Italia intera reagisce, per prima la Sicilia, ma nel 1992 tanti dei ragazzi che oggi frequentano l'università non erano neppure nati. Fare memoria accanto a loro è un dovere. Attraverso queste immagini, attraverso i testi, attraverso la presenza che oggi abbiamo anche della figlia del magistrato Borsellino, vuole anche riuscire a scavare un po' emotivamente, a colpire emotivamente i ragazzi. L'inizio di un progetto di educazione alla legalità del Comune di Vicenza, primo in Veneto, che parte con questa mostra e arriverà fino a marzo. Non pensa come un eroe a suo padre, Fiammetta Borsellino, vissuta con il peso della sua scomparsa e con la necessità di continuare la sua lotta. Non erano eroi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Queste persone non erano eroi nel senso di persone lontane, entità quasi sovrannaturali, ma erano uomini semplici, uomini che avevano delle famiglie e che sono morti semplicemente nell'esercizio del proprio dovere, mentre l'eroe è qualcosa di distante da noi, loro invece erano uomini che vivevano la vita con onestà giorno per giorno. Ed era questo l'ultimo servizio, vi ricordo l'appuntamento con la nostra programmazione serale a partire dalle 20:10, ritorna il nostro approfondimento quotidiano, questa sera ospiti di Nicola Zanetti, Roberto Padrin, sindaco di Longarone, e Gianangelo Bellati, presidente di Longarone Fiere. È tutto per questa edizione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Un fronte di aria fredda irrompe dal nord Europa sull'Italia portando maltempo e anche un lieve calo termico. Vediamo nel dettaglio la situazione di mercoledì 2 ottobre. Sul Veneto avremo condizioni di tempo perturbato un po' dappertutto con piogge e temporali diffusi, come vediamo. Attenzione perché i fenomeni potranno essere anche forti e localmente accompagnati da colpi di vento e locali grandinate. Migliorerà ovunque entro la nottata. Temperature in lieve diminuzione, come detto, minime tra 11 e 18 gradi, massime tra i 19 e i 22 gradi circa. E anche sul Friuli Venezia Giulia il tempo sarà spiccatamente instabile con piogge dappertutto, localmente anche intense, e non si escludono dei fenomeni anche forti. Temperature minime tra 13 e 18 gradi, massime tra 18 e 20 gradi circa. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà invariata. Anche qui il tempo sarà spiccatamente instabile con piogge diffuse, tuttavia in cessazione entro la nottata. Temperature minime sui 15 gradi, massime tra 24 e 25 gradi. Bene, questo aggiornamento meteo per ora termina qui. Arrivederci.